Matteo Messina Denaro resta ancora il ricercato numero uno di Cosa Nostra, oggi festeggia in latitanza persino i suoi 50 anni, ma gli investigatori che gli danno la caccia sono comunque già degli eroi. I carabinieri del Ross, il reparto speciale dell'Arma che gira l'Italia seguendo le più delicate indagini di mafia, hanno deciso di tagliarsi metà dell'indennità di missione giornaliera, da 100 a 50 euro, un gesto di buona volontà in un periodo di ristrettezze per le casse dello Stato. Anche i poliziotti della squadra mobile di Palermo, pure loro impegnati nelle ricerche di Messina Denaro, non sono stati da meno. Da 8 mesi anticipano le spese per le missioni in provincia di Trapani. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fatto sapere che a fine maggio verrà pagato il 70% delle spettanze. Dice il questore Nicola Zito, l'indagine su Messina Denaro e la lotta a Cosa Nostra sono una priorità per il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Ma il vento della recessione agita ormai lo spettro dei tagli anche nell'indagine più importante degli ultimi anni. Lo conferma il procuratore aggiunto di Palermo Teresa Principato, che coordina le ricerche su Messina Denaro con i colleghi Marzia Sabella e Paolo Guido. Ci siamo ritrovati a autorizzare persino il noleggio di alcune auto. Il Ministero dell'Interno non ha più fondi, arriva allora il Ministero della Giustizia. Credo che sia necessaria una maggiore attenzione per gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che si fanno carico di sacrifici enormi. Non è davvero facile la partita contro Messina Denaro, ricercato ormai dal 93. Per lui la latitanza è quasi uno status di vita normale, spiega, perché a lungo ha vissuto accanto al padre latitante. È soprattutto il ritratto di un grande cinico, quello che emerge dalla descrizione del magistrato che lo sta cercando. Non sembra avere alcuna remora del coinvolgere nelle proprie attività la famiglia di sangue, spiega ancora il procuratore aggiunto. Così sono finiti in carcere cognati, fratelli, cugini. Altri capimafia come Provenzano hanno fatto di tutto per tenere lontano i familiari più stretti. Messina Denaro no. La sua indifferenza emotiva nei confronti delle persone a lui care resta un fenomeno abbastanza curioso. Probabilmente anche per questo ha fama di duro, di certo continua ad avere un gran da fare. È un latitante che si muove, spiega la Principato, non sta perennemente in Sicilia, Messina Denaro non è il latitante che presidia il suo territorio, piuttosto si sposta ed è presente nelle occasioni fondamentali. Ecco che allora le ricerche del boss trapanese sono diverse da tutte le altre fin qui fatte sui latitanti di mafia.